Dopo il deludente pareggio casalingo contro l'Atalanta, il Chievo è impegnato sul campo delle Cagliari, formazione particolarmente in condizione dopo le 2 vittorie consecutive sul campo del Bari e sul campo del Parma. La squadra di Allegri in ottima forma, il Chievo riuscirà però a fare una grandissima partita. Siamo al 13°, la prima vera occasione è per i sardi con questo tiro cross di Kossu che prende una direzione strana e finisce sul palo. Probabilmente non ci sarebbe arrivato Sorrentino. Al 15° ancora i sardi che provano con questo colpo di testa parato agevolmente da Sorrentino senza nessun problema. Allora il Chievo prova e risponde con il colpo di testa di Yepes. Facile la parata a terra di Marchetti che non ha nessun problema a controllare il colpo di testa del colombiano. Siamo al 38°, il Cagliari trova il gol, c'è un batti e ribatti sul tre quarti, il cross, il gol bellissimo di Matri, questa frustata di testa immobile. Sorrentino non riesce ad arrivare sul pallone, la gioia per l'ex attaccante del Rimini che quest'anno non deve far rimpiangere acqua fresca. Riguardiamo la rete dell'1-0 in favore dei sardi, passa però solamente un minuto e il Chievo trova il pareggio, la botta di Marcolini, bellissimo il gol per il centrocampista del Chievo che piega le mani al portiere del Cagliari Marchetti. Riguardiamo la gran botta a sinistra del giocatore del Chievo per il meritatissimo 1-1. Passiamo nel secondo tempo al nono, il tiro dalla fascia destra di De Sena. Sorrentino che si complica un po' la vita e para in 2 tempi, però prova il Chievo a trovare la rete del 2-1. Il tiro di Marcolini veramente in grandissimo spolvero, il centrocampista del Chievo, è il preludio al gol che arriva al 25°. C'è un contropiede condotto proprio da Marcolini, la difesa del Cagliari in difficoltà, Granoce che ripassa la palla a Marcolini, il tiro, Marchetti non riesce a trattenere, arriva ancora Marcolini, il gol del 2-1 e la doppietta personale per il giocatore del Chievo al suo terzo gol stagionale. E vediamo la ribattuta proprio e la gioia di Marcolini che festeggia il gol del definitivo 2-1 dopo 5 minuti di recupero. L'arbitro fischia alla fine, il Chievo espugna il campo del Cagliari con il risultato di 2-1.